Ciao amico di Matto Scacco, benvenuto in questo nuovo video. Il video che andrai a vedere tra pochissimo è un video che parla di come riuscire a giocare una partita di scacchi quando si è in inferiorità, quando si sta sentendo di star per perdere la partita. Non è semplice anche dal punto di vista psicologico, ma ci sono alcuni trucchi, alcuni consigli che devi assolutamente conoscere. I consigli che starai per ascoltare sono stati dati dal nostro tutor, il nostro maestro di scacchi dell'Accademia. Per chi non conoscesse l'Accademia, è il nostro posto virtuale dove persone che hanno intenzione di migliorare a scacchi possono stare con noi, condividere le loro partite all'interno della nostra community, partecipare a degli incontri dal vivo serali e tutti questi studenti che fanno delle partite dal vivo magari in tornei o con i loro amici o partite giocate online possono avere l'opinione del nostro maestro di scacchi. Quindi vanno all'interno del nostro gruppo Facebook riservato e dicono: tutor, mi dai un'opinione su questa partita perché ho perso ma non ho capito bene il perché ho perso. E quindi il nostro maestro si mette lì, esamina la partita e fa un video commento della partita. E io ritengo questo essere uno dei metodi migliori per progredire più velocemente possibile. Non mi dilungo ulteriormente, ti lascio questa spiegazione che secondo me è molto ma molto importante. Tutte le info per iscriverti all'Accademia ovviamente le trovi in descrizione qui sotto al video. A presto! Ciao Vincenzo, diamo un'occhiata alla tua partita. Allora, abbiamo i 4 e 5 di 4, quindi da quello che ho capito la tua domanda è orientata diciamo sull'argomento come riprendersi in una posizione in cui si sta male, cercare di portarsi a casa quantomeno un pareggio, una vittoria comunque da una situazione molto sfavorevole, che sicuramente è una cosa fondamentale negli scacchi, anzi forse è ancora più importante riprendersi da una posizione in cui si sta male piuttosto che concludere o concretizzare una posizione in cui si sta meglio. Poi può essere discutibile, in ogni caso è importantissimo avere entrambe le tecniche, però in generale diciamo che sicuramente il fatto di saperti riprendere da una posizione in cui stai male ti dà un vantaggio enorme su tutti gli altri, perché la maggior parte degli scacchisti non riesce a riprendersi quando sta male e va un po' in panico, comunque tilta e non riesce poi a riprendersi, a difendersi, a contrattaccare anche semplicemente, e per questo motivo sicuramente ti può portare a salvare molti punti, e questo anche personalmente diciamo posso effettivamente confermarlo, che sapersi riprendere da una posizione in cui si sta male è molto utile, perché ti permette anche di far leva poi su quelle che sono le convinzioni che ha quello che sta meglio il tuo avversario. Il tuo avversario pensa, anzi sa che effettivamente di star meglio, è convinto che tanto ormai può fare quello che vuole, che vince in ogni caso, e tu intanto ti difendi bene e lo metti alla prova, lui è impreciso perché pensa di aver già vinto, ti sta sottovalutando, e alla fine riesce a recuperare la posizione, la partita, e a vincere anche molto spesso, mi è capitato quantomeno anche a pareggiare, per cui sicuramente è molto importante. Tornando alla partita, tu qua hai tenuto subito un grandissimo vantaggio dovuto a un suo errore, questa donna a 4, che ti ha permesso di attivare molto i tuoi pezzi. Qui potevi addirittura già arroccare lungo, perché sul cavallo per C6 ci sarebbe stato il matto in D1 molto bello da vedere, comunque molto estetico. In ogni caso qui alfiere C5 non è che sia sbagliata, in realtà puoi giocarla anche così, soltanto che devi fare attenzione. Per esempio tu che hai giocato donna E6, il problema te ne sei accorto pure te a qual è stato: cavallo E5, scacco che secondo me tira sfuggita. Sarebbe stato meglio tornare ad inchiodare il cavallo e poi mangiarglielo successivamente con l'alfiere, per non rovinarsi quantomeno anche la struttura pedonale e soprattutto perdere l'alfiere in G4. Quindi appunto alla fine lui, ecco qua, doveva fare donna per G4, te l'ha preso l'alfiere, tu gli hai preso il cavallo, donna E2. Arrivi comunque in una posizione poi un pezzo in meno, perché lui naturalmente ti ha preso il cavallo in C6, e qua hai potuto riprenderti un pedone, e ecco qua arriva mossa 17 più o meno, dove appunto tu mi dici come giocare in questa posizione. Allora in generale io ti direi, quando tu sei in una posizione in cui stai male, posto il fatto che tu ne sei consapevole, cioè non è che io ti posso dire naturalmente come vincere una posizione in cui stai male, perché non si può fare senza la complicità del tuo avversario, ma si può cercare di massimizzare la probabilità che il tuo avversario sbagli. Si fa ponendo dei problemi all'avversario, cioè quando tu stai in una posizione in cui, tra virgolette, normale, nel senso in cui
siete in parità o tutto sommato non c'è uno che è in vantaggio rispetto all'altro in modo tangibile, si tenta, nei limiti di quello che è possibile, di giocare la mossa migliore. In genere uno analizza la posizione, dice questa è una mossa che credo sia migliore, questa no, allora la gioco, e questo è giusto che sia così. Quando uno sta meglio, quello che tende a fare non è giocare necessariamente la mossa migliore, ma quella che permette la vittoria più semplice, più facile. Cioè io posso scambiare le donne e entrare in un finale che sono sicuro al 99,99% di vincerlo. Oppure posso giocare quest'altra mossa che forse è anche migliore, però non sono sicuro al 100% di vincerla, c'è un rischio, no, non la gioco quella su cui sono sicuro, magari ci metto 20 mosse di più, ma sono sicuro di vincerla, preferisco quella, per la vittoria è più semplice, con meno rischio. Ora, paradossalmente, anzi non paradossalmente, logicamente, se tu ci pensi, se quando tu stai in una posizione in cui stai meglio, la strategia migliore è quella di avere il rischio minore, perché tu non vuoi buttarla via, di conseguenza, quando tu stai peggio, per bilanciare questa cosa, tu devi avere la strategia con il rischio maggiore. Perché se tu in equilibrio giochi la mossa migliore, quindi rischio moderato, controllato, quando tu stai meglio giochi con il rischio minore perché vuoi portartela a casa a tutti i costi, perché hai la possibilità di farlo, perché stai già molto meglio, quando tu stai peggio tu non hai il lusso di permetterti né un rischio moderato, perché sennò il tuo avversario ti batte, né un rischio basso, perché sennò l'avversario ti batte ancora più velocemente. Quindi devi avere un rischio alto. Rischio alto vuol dire fare mosse sbagliate, questo è inevitabile, che però ti permettono di metterlo in difficoltà. Per esempio, qui F5 non è che sia sbagliata, però non lo metti in difficoltà. Una mossa migliore sarebbe stata per esempio cavallo E4, che in questo caso è anche la migliore, ma non mi interessa se è la migliore o no, perché non c'entra. Però cavallo E4 quantomeno, ripeto, non è che sia una mossa che ti fa vincere, questo credo sia chiaro, però quantomeno evita cavallo di 2. Se eviti il cavallo di 2, eviti che la sua torre entri in gioco, cioè gli crei dei problemi. Non è che poi lui magari non vede, non è che poi tu stai vincendo, però magari lui fa degli errori, può capitare. Che ne so, magari lui ti gioca torre di 1 perché dice vuole scambiare le torri, poi qua mangia di re, tu gli puoi dare uno scacco, lui può spostare il re, per esempio in C2, e qui già per esempio lui tu gli stai creando magari una possibilità di errore, perché lui il cavallo non lo può sviluppare, per esempio non può andare in D2 perché è controllato, non può neanche andare in A3, se no tu gli entri in D2 e gli mangi l'alfiere. È vero che magari non lo fa, però gli stai creando delle occasioni di sbagliare, e questa è la cosa fondamentale, creare occasioni di sbagliare. Se tu crei occasioni di sbagliare, prima o poi il tuo avversario, forse, si spera, sbaglierà. In particolare, diciamo, se tu riesci più o meno a regola, da prendere naturalmente con le pinze, a minacciare almeno 10 volte, a fare una minaccia concreta per 10 mosse di fila, spesso quello che succede è che l'avversario sbaglia. Questa è come regola empirica, poi ripeto, non è una regola matematica da impararsi a memoria che funziona sempre, però tutto sommato questo è quello che si può notare. Ed è chiaro che se tu giochi giocando F5 o B5, non che siano sbagliate come mosse, ma gli stai creando pochi problemi, anzi gli stai rendendo la vita più semplice, perché lui può giocare a 4 e ha un piano semplice. Invece tu devi pensare appunto come complicare la vita all'avversario, devi attaccarlo, devi aggredirlo portando i pezzi in avanti più di quanto potrebbe anche essere giusto fare, perché cavallo E4 adesso in questo caso è la mossa migliore, però in molti casi potrebbe essere eccessivo, potrebbe essere troppo rischioso, ma a te non interessa, perché tu non stai cercando di giocare la mossa migliore, stai giocando di giocare la mossa che lo metta in difficoltà, perché la mossa migliore non ti salva da una posizione in cui stai male, ti salva la mossa che lo fa sbagliare, che spesso non è la mossa migliore, perché le mosse migliori purtroppo le vede anche lui, molto spesso, per cui devi fare leva, non dico che devi rischiare tutto, anche lì ecco per esempio questo è un problema diciamo molto comune, quando tu sei in una posizione completamente disperata uno generalmente non ha problemi a rischiare tanto, perché si rende conto che tanto ormai i giochi sono tratti. Il problema non sta tanto in quando uno è in una posizione disperata, qui la tua posizione è abbastanza disperata, il problema sta più in quando uno è in una posizione in cui magari ha un pedone in meno, oppure ha una debolezza strategica molto forte e non sa se sta male o no, per cui rimane nel dubbio, ma io devo giocare con poco rischio e difendermi passivamente, e dato che tanto dato che non sto molto male, oppure devo rischiare e cercare di difendermi attivamente. E quello effettivamente è il problema più grande secondo me, perché quando tu sei in una situazione in cui è chiaro inequivocabilmente che tu stai perdendo, allora non ci puoi fare niente. Quando tu invece sei in una posizione in cui effettivamente
pensi pensi di avere quantomeno delle chance, diventa difficile poi andare a capire cosa fare, perché tu hai sempre sei assillinato da questo dubbio: ma io devo giocare per vincere o pareggiare, tra virgolette, attivamente, oppure devo difendermi, rinunciare alla vittoria e cercare di bunkerarmi e di pareggiare a tutti i costi? E questo naturalmente è un problema. La soluzione non c'è, purtroppo, dipende dalla situazione, dall'esperienza, e questo è sicuramente un problema. Ci sono diverse scuole di pensiero. Diciamo che in generale una difesa attiva è sempre consigliata, poi nei limiti di quello che è il rischio tollerabile. Poi dipende, ripeto, anche dalla situazione. Ci sono posizioni in cui conviene prendersi un rischio maggiore, posizioni in cui non conviene. Non si può dare una regola, una norma generale, perché dipende troppo dalle posizioni. Va da sé che se poi tu hai uno svantaggio materiale, come in questa posizione, devi cercare di non scambiare i pezzi, cosa che naturalmente è difficile, perché se lui ti propone uno scambio e se tu non lo accetti perdi un pedone, cosa ci puoi fare? A volte, ripeto, è meglio perdere un pedone, a volte è meglio scambiare. Il discorso che ti stavo facendo prima: è meglio perdere un pedone ma tenere il cavallo e provare a difenderti attivamente, o è meglio lasciarti il pedone e metterti tutto in difesa scambiando i pezzi con una sola torre in difesa? Dipende, qui non ci potevi fare niente, secondo me. Onestamente, ripeto, non sono queste le posizioni che secondo me riuscirai a recuperare, perché questa è sinceramente difficile da recuperare. Forse con cavallo e 4 potevi provare a fare qualcosa, ma veramente ho dei dubbi che saresti riuscito a recuperarla, non per come sei te, ma perché com'è la posizione. Perché tutto sommato questa è una posizione anche... Tu hai soltanto 2 punti di svantaggio, come puoi notare, ma lui ha più 6. Perché ha più 6? Perché è troppo semplice da vincere questa per il bianco. Qua tu non hai manovra, non hai leva per cercare di difenderti. Non ce l'hai, perché è troppo semplice questa posizione da giocare per lui, è troppo banale, sono troppo banali i piani, lui deve portare fuori i pezzi, scambiare un cavallo, una torre ed è finito, è già vinta. È chiaro che se tu sei in una posizione con arrocchi eterogenei in cui già per esempio puoi andare puoi cercare di fare di adottare dei piani di contrattacco, magari anche non te ne frega niente se poi magari hai un pezzo in meno, perché puoi attaccare. Qui invece anche solo 2 punti in meno ti fanno la differenza, per cui c'è anche questo fattore da considerare. Quindi spero di averti dato dei suggerimenti interessanti per quanto riguarda l'argomento difesa.